quest'anno rispetto al Natale scorso, quanto ha speso? Di più o di meno? Di meno. Indicativamente Un po' di meno. quanto, signora? Forse un 20% in meno. 20%, 30% di meno, pressappoco, sa. È un 20% tranquillo, 20% senz'altro. Non ho rinunciato a nulla anche perché siamo abbastanza moderati in famiglia. Facciamo solo l'utile e il necessario. Meno 20-30% per i veneziani, poco meno del 10% in media le vendite a detta dei commercianti. È stato più di altri anni il Natale del pensierino e non del dono. Ci si è accontentati in attesa di tempi migliori. È un Natale dove i numeri non sono soddisfacenti così tanto, ma neanche così tragici da poter pensare che ancora una volta non abbiamo toccato il fondo. Anche i veneziani hanno messo grandissima attenzione nei loro acquisti natalizi, al punto che, secondo Confcommercio, quest'anno sono tornati nei centri storici, quasi per vedere in faccia chi vende. Bene le vendite di cibo, magari di qualità superiore, ma in minore quantità. Crollato l'abbigliamento, ha tenuto l'elettronica. L'abbigliamento soffre una situazione che è molto difficile, ma nello stesso tempo si è recuperato un po' nel mondo della gastronomia, soprattutto per tutte quelle occasioni di stare in casa, di stare in famiglia. Già quasi rassegnati per il cenone di Capodanno, i commercianti annunciano i saldi a partire da sabato 4 gennaio. Il cenone di Capodanno sarà ancora una volta molto gettonato nelle famiglie. Mi auguro che anche il mondo della ristorazione, oltre alle feste in piazza, abbia ancora il suo spazio abbastanza forte, anche se è in controtendenza. Sicuramente si parte con i saldi dal primo sabato, è un po' una tradizione che si riconferma. Chi ha disponibilità farà ancora occasione di shopping, chi sarà più accorto o decide di spendere i soldi in modo diverso magari ancora una volta aspetterà